Ma dai, in diretta anche quest'oggi, signori, RPL, Radio Padania Libera. Guardate Sammy Varin, che look quest'oggi. Ho appena finito di tagliare la legna. Sono vestito da cowboy, da taglialegna, perché oggigiorno a Radio Padania bisogna essere sempre pronti. Sentirsi utili è importante, signori, anche se adesso si parla di musica indipendente. Le buone vibrazioni della musica territoriale ce le ho qui, tutti i martedì dalle 13:10 alle 14, tutti i sabato dopo le 20:30, musica chilometro zero, introvabile nei negozi, ma che ci piace trasmettere perché le altre radio non la trasmettono mica, e quindi abbiamo un ascolto importante di persone che sanno che su Radio Padania va la musica introvabile. Oggi, signore, ci hanno fatto un regalo immenso. Non era mai accaduta una cosa del genere, in giro perennemente in tournée da una zona all'altra, Italia, ma anche zone lontanissime che dopo ci spiegheranno fino a dove possono arrivare. Un gruppo un gruppo dell'oltrepò. Posso indicarvi come gruppo dell'oltrepò pavese, come fosse una Bonarda? Assolutamente, direi devi indicarci. E allora, signori, con me abbiamo Gigi Hillman, rappresentante del famoso gruppo dell'oltrepò dei Beagles.
La raccolta che abbiamo qua contiene canzoni che vanno dalla fine degli anni 80 a inizio anni 90, no? Ragazzi, quindi ragazzi. piena epoca glamour, come noi siamo effettivamente un po' glamour. Piena epoca anche squallor comunque, ne parlavamo prima a microfono chiuso, voi siete degli squallor locali, dell'oltrepo, eh? Assolutamente sì, anche perché gli Squallor sono uno dei gruppi che ci hanno più influenzati, anche perché usavano la nostra stessa tecnica. Diciamo che vi hanno copiato, ecco. In parte sì, anche se usavano una lingua abbastanza diversa, però non comparivano mai neanche loro. È vero. Praticamente... Signori, i Beagles, scritti Beagles, questa è roba introvabile, cioè c'è gente che ci chiama, in questo momento arrivano SMS da mezza Italia al 346 642 7756, anzi diamo anche il numero per la diretta chi ci segue il martedì, non perda questa occasione, potete parlare con Gigi il Man, uno dei rappresentanti dei Beagles, chiamando 0266 20 3529. Dicevo, compilation introvabile perché questa è musica indipendente, nei negozi non si vende, ma ci sono alcuni punti vendita chiaramente dell'oltrepo, cioè li conosce soltanto Ernestino Roveda, dove trovare i CD dei Beagles. E allora iniziamo subito facendo qualche nome, perché so che siete in tanti e avete voglia dei Beagles. Allora, andiamo con la promozione. Diciamo, noi siamo originari di Santa Maria della Versa e quindi sicuramente ci trovate a Santa Maria, in Caffè Centro, Piazza Vittorio Emanuele 1. Poi ci trovate anche a Stradella, alla Mexican Tapas, in via Giuseppe di Vittorio 2, a Broni, al Caffè Marconi, è sempre a Broni all'Edicola, in Piazza del Mercato, sempre all'Edicola anche di Casteggio, e poi a Pavia, al Barbu Bar, in via Tavazzani, e poi a Voghera, al negozio Piazza Affari Abbigliamento, e a Vidigulfo alla trattoria Pontelungo. Signore, cosa c'è di meglio che andare a Vidigulfo, mangiare alla trattoria Pontelungo e poi chiedere nel piatto il CD dei Beagles? Sarebbe stupendo, signori, ve lo portano come dolce o come antipasto. In questo CD loro sono vestiti niente po' di meno che da Bee Gees, signori, con torace peloso, ma secondo me è un fotomontaggio. No, siamo assolutamente così. I peli sono i vostri. Ce li siamo abbastanza tagliati per comparire meglio. Che schifo, Sì. Meno male che ve li siete tagliati, fate letteralmente schifo, però signori il bello dei Beagles è questo, stupire tornando a parlare dialetto, lingua che è esattamente la lingua di che zona, perché anche l'oltrepo pavese non è proprio giustissimo dire oltrepo, ma c'è una zona particolare, insomma, di influenza. Qual è? Sì, come ti ho detto, noi veniamo da Santa Maria della Versa, per cui siamo proprio nel cuore dell'oltrepo, e quindi il nostro dialetto chiaramente è il dialetto tipico della zona. Diciamo che il fatto di cantare in dialetto permette a chi non è della zona di non capire niente, quindi di ascoltare come un disco americano. È come se si ascolta un disco internazionale, non si capisce niente assolutamente, quindi siamo abbastanza omogenei. È fantastico, e in effetti, signori, parleremo tra pochissimo, sembra incredibile, ma i Beagles girano il mondo. Una tournée in Groenlandia pochi mesi fa con un grandissimo successo, un pubblico caldo, caldissimo, altro che freddo. Uno pensa in Groenlandia, sono tutti lì moshi, invece erano tutti induriti dalla vostra musica. Pensa, eravamo anche in Mongolia insieme a Pupo, abbiamo riempito 2 o 3 stati contemporaneamente praticamente. Signori, queste sono cose importanti, ma soprattutto il riconoscimento dei Beagles a livello nazionale, internazionale è dato in questa bellissima raccolta dalla traccia numero 1, dove ci sono tanti saluti da parte di artisti che chi mai direbbe, cioè ci sono artisti famosissimi a livello nazionale e internazionale che vi salutano, che indicano addirittura il vostro CD, di ascoltare la musica dei Beagles, e io mi chiedo come sia stato possibile tutto ciò. Ma guarda, loro si sono offerti spontaneamente, visto la nostra fama che già all'epoca era internazionale. Ci sono tra l'altro 2 di questi che purtroppo non ci sono più, come il buon Faletti e il grande Vianello.
Allora, tutto questo nasce da un Beagle speciale, che è Franco Bagnasco, che è un grande giornalista. Che però non ha voluto venire oggi perché è impegnatissimo, diceva no, vengo lì, poi dopo sono già i giornalisti per Salvini, eccetera, poi mi rompono le palle. Insomma, Bagnasco è una persona troppo importante per essere qua, mentre Gigi il man, che Sì. cazzo ce ne importa, l'importante è che sei passato di qua. Sto indossando la maschera di Bagnasco. Vedo particolarmente carino. Quindi diciamo che questi big, appena hanno saputo di voi, hanno sentito il vostro CD, che non esisteva ancora ai tempi, la cassetta. Erano le cassette che hanno avuto migliaia di duplicazioni. All'epoca era stato un fenomeno scoppiato così, molto naif e molto bello. E questi artisti sono stati precettati del buon Bagnasco, che senza sentire nulla ci hanno fatto una presentazione in certi casi commoventi. Dobbiamo solamente ringraziarli perché hanno aiutato molto per il traino all'epoca della cassetta. Potete immaginare se non c'erano loro dove finivano i Beagles, ma ascoltiamo qualche presentazione di questi personaggi famosissimi. Intanto voi che ci seguite in diretta potete già chiamare lo 0266 20 3529 per parlare con i Beagles. Amici, sono Gerry Scotti e nonostante sia attualmente impegnato nel gioco dei 9, non posso perdere l'occasione, da ex disc jockey e da grande intenditore di musica, di segnalarvi un album da non perdere. Si intitola Irrorando ed è cantato da un gruppo che io ritengo sia al massimo dell'avanguardia attuale in Italia. Si chiamano Beagles, un po' come i Beatles e un po' come i famosi cani inglesi da caccia. Vedete che lo so. Ecco. Per cui, amici, Beagles, Irrorando, un album da non perdere. Sono Gene Gnocchi e devo annunciare una novità discografica assolutamente fantastica. Ho sentito l'LP dei Beagles Irrorando e l'ho trovato assolutamente meraviglioso. Sono pezzi pieni di significato che vi prego assolutamente di ascoltare, perché effettivamente c'è qualcosa, lo dico, una marcia in più. Ho ascoltato un disco fantastico, Irrorando. Compratelo, è veramente forte, vi divertirete. Lo trovate ai Vivai Fumagalli. Auguri, viva i Beagles! Ciao, sono Federico Landese Volante. Dunque, ho sentito un disco dei Beagles. Niente male, devo dire. Per adesso in radio non lo mettiamo. Irrorando, da non confondere con Innuendo dei Quinto, un'altra cosa. No, Irrorando dei Beagles. Come ha detto Teo prima, viva i Beagles. Amici dei Beagles, ma soprattutto amiche dei Beagles, eccoci qua, la Jalapas Band è qui con voi per parlare di questo magnifico album, Irrorando. È un album appunto dei Beagles che noi vi invitiamo a comprare. Il problema è che non è in vendita, quindi se non lo trovate sono solo casi vostri, diciamolo pure, e basta, se riuscite ascoltatelo. Aggiungerei una cosa. Chips, taps. Allora io faccio i miei auguri di cuore ai Beagles, a questa canzone Il potere logora, attenzione, perché il significato può essere anche molto profondo. Auguro un grosso successo ai Beagles e speriamo di risentirli ancora. Vabbè, allora auguri da Raimondo Vianello. Amici amanti dei Beagles, il potere... rifacciamo. Amici e amanti dei Beagles, il potere logora chi non ce l'ha. Questo l'ha detto anche Costanzo, ricordati. Da Gerry Scotti, ma ci bisogna anche dire Gerry Scotti. Vabbè, è vero, si capisce. Cari Beagles, volevo farvi tanti auguri, anzi un auguri perché portano sfortuna, in bocca al lupo ai Beagles. Da Lorella Cuccarini, ciao. Ciao a tutti i Beagles, il potere logora, da Raf, ciao. Salve, sono Antonio Ricci, ho sentito Il potere logora, l'ultimo album dei Beagles. Questi sono veramente dei Beagles. Basta così signori, però potete notare dopo tutti questi saluti, queste indicazioni, no? Comprate il CD eccetera, notate l'umiltà di questa gente, cioè non hanno voluto far notare noi siamo famosi, ci sono personaggi famosi che ci ascoltano, cioè non gli interessa una cosa del genere. Loro sono umili, e gente, il vero contadino è quello che non gliene frega niente di dire il mio vino lo beve anche Gerry Scotti, capito? Cioè loro non hanno questo interesse, giustamente il loro CD è pulito, senza alcuna indicazione, senza alcuna... c'è qualcuno in diretta. Pronto?
Ciao Sammy e ciao il tuo ospite, sono Ernestino. Ecco, vedi. Ernestino Roveda, signori. Lui chiama proprio da Montù Beccaria, che è il paese a pochi chilometri, immagino. Ernestino, ho dei parenti a Montù, che li saluto tutti. Mi viene voglia di parlare in dialetto col tuo ospite. Ma parlate in dialetto, cosa ce ne frega? Tanto già non si capisce niente del loro CD. Quindi. Parla in dialetto, no, Ernestino. Sì, personalmente non ti conosco, però la vostra musica la conosco bene. Ma io volevo chiederti, avete il CD con su Quintino della Sela? Sì, guarda, su questo CD ci sono su 2 pezzi di Quintino, che uno è la telefonata a Gilmour, quello che ti ricorderai, quello che va Gilmour per la vendemmia, perché io avevo il nastro, dopo basta, cioè tanti anni fa. Ernestino, se il nastro ormai si sarà smagnetizzato. Lo so, ormai. Per cui andrò a Casteggio a comprarlo da contare. No, Ernestino, bravo, sai cosa Ernestino. Facciamo? Questa è gente. Te la regaliamo noi. Esatto, Ernestino, questa è gente che ha fatto i milioni di euro vendendo cassette negli anni 70-80. Senti, ti lasciano qua. Non li conosco, ma so che sono bravi ragazzi. Bravi appunto, lo sono diventati, Ernestino. Diventando ricchi a furia di vendere cassette contraffatte. Bene, Ernestino, per te una cassetta dei Beagles qui a Radio Padania. Quando verrai a trovarci, lo fai spesso e volentieri per aiutare proprio Radio Padania, ti lasciamo una cassetta e magari, se fai bravo, anche un CD dei Beagles dove trovi tutte le sue canzoni, tutte le loro canzoni del passato, va bene? Ernestino, facciamo uno scambio in natura con il rosso. Va bene. Adesso poi fra poco anche l'etichetta di Matteo Salvini. Fantastico. Allora, una bottiglia del vino introvabile di Ernestino Roveda con l'etichetta Brinda con Matteo Salvini e Radio Padania. Vai, fatto lo scambio. Grazie Ernestino. Un saluto, ciao a tutti, ciao. Signori, come vedete, telefonate da tutta Italia, da tutto il mondo per cosa ridi? È una cosa seria. Lui è il primo a ridere, dopo non sono più credibile. Signori, cose pazzesche. Persino Ernestino Roveda si è scomodato a chiamare i Beagles, lontano anni luce. Chi mai penserebbe che fino a Montù Beccaria arrivava il segnale della musica dei Beagles, ma il bello deve ancora venire. Tra pochi istanti vi farò sentire altri pezzi di questo nuovo CD raccolta, le origini dei Beagles, viti parallele, e soltanto il titolo, signori, capite che c'è un po' un influsso anche di Battiato, dai tempi di Fetus Pollution. Sicuramente ci sono delle cose da studiare, innovazione ma anche tradizione, che cacchio sto dicendo? Pubblicità. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere
Oggi su Radio Padania, messaggio salutista, hai ragione, caro Gigi, detto il man, roba buona, soprattutto una volta che il piede è stato lavato, con la musica dei Beagles, scritto Beagles. Allora attenzione, se avete Facebook li trovate facilmente digitando proprio Beagles, potete cliccare mi piace e restare in contatto perché la loro tournée prosegue, non si fermano mai, sono perennemente in giro. Dicevamo della Groenlandia, ma sono stati anche in Sudafrica, un successo pazzesco a cantare per i negretti, cose che uno non penserebbe perché loro sono anche un po' razzisti in alcune loro canzoni, addirittura additati come sporchi leghisti. Non sempre, perché soprattutto nell'ultimo CD ci sono anche dei terroncelli che si fanno sentire, per cui avete anche voluto compesare le cose, cioè sporchi, leghisti, razzisti e magari anche un po' fascisti, ma dall'altra parte giustamente il terroncello che non manca quasi mai, ecco, come alterco nei diciamo vostri che ci pezzi. sono personaggi mitici che sono bravi, diciamo c'è chi è bravo e chi è meno bravo, no? Quindi diciamo più che avere questi connotati che lasciano il tempo che trovano, noi guardiamo molto a chi è simpatico, Chi è bravo simpatico? Allora, normalmente il meridionale è più simpatico e quello del nord è quello più furbetto che vorrebbe sfruttare, eccetera. E trovate queste identità che noi comunque fanno piacere, perché alla fin fine la musica dei Beagles è fatta per ridere, anche se porta dei messaggi subliminali. E alcuni hanno anche cercato di ascoltare il vostro CD al contrario per capire se c'erano delle frasi sataniche, solo che è un casino, non si riesce a far girare al contrario un CD. Posso dire una cosa? Intanto voglio ringraziare per questa canzone Davide Achilli, che non fa più parte della formazione dei Beagles, ma all'epoca sì, no? Lui aveva scritto e cantato questa canzone che come messaggio subliminale è: provate a mettervi gli stivali all'incontrario e andare in campagna. Signore, cose importanti. Oppure metteteli dopo una settimana di agosto, toglieteli una volta e depositateli in casa. Infatti in questa canzone c'era un pezzo che diceva: neanche Saddam nel suo arsenale ha un gas così mortale. Erano la guerra nel Golfo e la pistola fumante. In quel caso la pistola fumante ce l'avevamo inoltre poi, nessuno l'ha mai scoperto. Vedi, cose assolutamente importanti, fondamentali, che trovano spazio nella musica dei Beagles. Abbiamo tutte le linee occupate in questo momento. 0266203529, il più veloce entra in diretta. Vediamo se siamo riusciti a filtrare una chiamata. Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno Sammy. Chi è? Ho visto che lì hai i Beagles. Sì, purtroppo sì. Mi senti? Sì, ti ascoltiamo. Io domenica 10 maggio ho organizzato un Beagle Day. Ma va là. No, pensa che non lo sapevano neanche loro perché sono così presi in queste tournée. Mi pare, no, mi dicono che sono in Nord Africa. Sono in Nord Africa perché sono un po' di ciabattanti che vogliono ascoltare la loro musica. Facciamo Africa for Beagles. Cioè Africa for Beagles, signori, per aiutare i profughi, sedicenti profughi ad arrivare in Italia. E lasciamo il nostro numero di conto corrente se qualche profugo vuole lasciare un'offerta. Beh, qui abbiamo poi Mafia Capitale che... Prego, scusa, parlavamo, prego. Io ho organizzato questo Beagle Day domenica con quelli di Green Hill, però. Ah, con quelli di Green Hill, ma è stupendo, quindi li vogliamo vivisezionare quelli. È carino però. Sì. Bello, dai. Apri dove lo organizzi? Parona Lomellina. Ah, beh, dai, siamo anche vicini a casa siamo. Siamo vicini. Bene, dovete venire? Grazie. Tra poco daremo un infoline dove poter contattare direttamente i Beagles per proposte e proteste, ma io posso già dire, signori, io lo stavo dicendo a microfono chiuso al nostro rappresentante dei Beagles, che Radio Padania sarà a pranzo nella loro zona esattamente il 9 di maggio. Noi il 9 maggio saremo a pranzare al ristorante La Darsena, che si trova in via Lungo Ticino 60 a Vigevano in provincia di Pavia. Io gliel'ho detto, chiaramente loro mi hanno detto inizialmente no, non ce la faremo, però magari se riescono a fare un giro al ristorante La Darsena il 19 di maggio al pranzo di Radio Padania sarebbe una cosa bellissima, accennare anche solo per pochi istanti a uno dei loro grandissimi successi e sarebbe veramente un orgasmo per tutti i partecipanti al pranzo. Ma a proposito di orgasmo, mi pare di avere in linea Bagnasco, detto French, vediamo se è possibile contattarlo anche lui, signori, tra una prova e l'altra. Mi dicono che è circondato da uno stuolo di fan, quindi avrà pochi istanti, lo salutiamo solo per poco. French, ci sei? Ma ci sono.
e soprattutto con i piedi lavatissimi, posso testimoniare. Questo è importante anche perché le fans normalmente almeno i piedi li vogliono puliti. Senti, come sta andando questa compilation intitolata Le origini dei Beagles, viti parallele, va a ruba e soprattutto è introvabile, diciamolo, cioè nei negozi è andata finita ancora prima di cominciare, per cui ci sono soltanto pochi punti vendita che poi elencheremo ancora per averla. Cosa dicono i parenti? Andando sul Facebook dei Beagles trovate tante fotografie con i vostri parenti, i vostri amici, c'è anche il vostro gatto, tutti con in mano il CD dei Beagles, quindi una vera e propria contaminazione? Sì, c'è stata la Viti Parallele Mania e noi siamo felici che l'album stia andando così bene, insomma, anche perché è una raccolta alla quale teniamo tantissimo, come ti ha detto il man, perché sono le nostre origini, sono i nostri primi passi, c'è tanta ingenuità musicale, ma ci sono delle belle cose, secondo me. Assolutamente sì, delle canzoni che facevano letteralmente cagare ai tempi, ma che adesso avete rimasterizzato e sono quasi ascoltabili, ecco, nonostante il CD sia di pessima fattura e le vostre facce qui in copertina siano decisamente scabrose. Vestiti, signori, da Bee Gees, cose pazzesche. Chiaro che la musica dei Beagles dell'oltrepo è un po' retro e anche voi se li ascoltate sono cacchi vostri, ve li andate a cercare. Senti Bagnasco, io so che... Dimmi. Che la tua faccia non scherza, quindi noi siamo, insomma... Però io non sono mica pirla, non mi faccio mettere sui CD, sai, cerco almeno di fare radio. Invece so che voi avete fatto anche molta televisione, so che siete stati in televisioni nazionali importantissime come Telepavia e tu addirittura sarai questa sera in un radio di prim'ordine come Radio Pistoia. Radio Pistoia, sì, che però fa meno ascolto di Radio Padania, quindi... Beh, adesso non esageriamo, Radio Pistoia chiaramente è molto... Ma che cacchio ci fai a Radio Pistoia, scusa, stasera? Perché un collega mi vuole intervistare. Non potevi dirgli di no, ecco, diciamolo, perché tu non dici mai di no a nessuno, neanche a Radio Pistoia, e quindi magari anche poi ci facciamo anche Radio Massa Carrara, dai. Sì, ma perché io sono una persona a modo, fondamentalmente, non so se... non avevamo no, decisamente no. Comunque allora attenzione, questa sera Bagnasco detto French a Radio Pistoia, se volete sentirlo parlare ancora, so che forse non pistola, è Pistoia. Pistoia, molti gli basta così. Chiaramente anche su Telepavia, che però prima non ci dovevate andare, poi non siete riusciti ad andare perché uno era malato, alla fine ci siete andati o non siete andati a sto Telepavia? Ci dobbiamo andare. Ancora non siete andati, signori, questo è uno scoop, quindi su Telepavia la possibilità ancora di vedere i Beagles, non sono ancora andati a Telepavia. Dopo Africa for Beagles andiamo a E prossimamente uno specialone sui Beagles su Telepavia. Ma è fantastico, signori, chiaramente venduto a peso d'oro perché questi fanno i soldi con la loro musica, lo diciamo, questa gente ricchissima che hanno venduto centinaia e centinaia di milioni di cassette taroccate negli anni 70-80 e adesso smerciano questi CD del put che però a quanto pare hanno una bella sensazione uditiva. Caro Bagnasco, io ti ringrazio davvero. Diciamo che abbiamo fatto i soldi negli anni 70-80 con quelle canzoni, adesso viviamo di rendite sui concerti. Ecco, sì, esatto. Concerti, anzi tra poco daremo un'infoline che è tra parentesi il tuo telefonino, per cui tra poco inizierà a squillarti alla grande. Chiaramente vogliamo... Ho dovuto cedere alla violenza. No, l'ha detto lui, appena ho detto diamo un'infoline, lui diamo il numero del Bagnasco. Tra poco daremo il telefonino del Bagnasco, telefonateli ma solo per fare scherzi, mi raccomando. Pronto? E Bagnasco? La vostra musica fa cagare! Capito? Canzoni del genere, a loro piacciono, no? Date il 335 per cortesia, almeno quello, grazie. Va bene, li daremo tutte e due. Grazie Bagnasco, buon lavoro, so che hai tanti autografi da fare, mi raccomando cambia mano ogni tanto, altrimenti non la puoi più usare per quello che fai tutti i giorni. Grazie Frank. Devo anche accarezzare 2 o 3 bambini. Ciao. Ciao Frank. Ciao, pure pedofilo, mamma mia, ce le ha tutte. Vabbè, capita signori. I Beagles su Radio Padania, lanciamo un altro pezzo, ricordiamo che musica introvabile nei negozi tranne che in alcuni
alcuni, come ad esempio al caffè Marconi di Broni o all'edicola di Casteggio. Cioè voi andate lì all'edicola e com'è che funziona? Va lì e dice: salve, vorrei il CD dei Beagles. Come così faceva con i giornalini anni 70, che non si Esatto. potevano prendere. Si prendeva un giornale, Corriere della Sera, si mette dentro il CD dei Beagles e si va via. Ma dai, che Sì, vergogna. il nascondone, Io- però con la tutina dei Bee Gees. Con la tutina dei Beagles, così non dai nell'occhio. Signori, un altro pezzo dei Beagles! Ho visto sveglia
anche dalla parte di là del Veneto apprezziate queste cose, questi prodotti. No, guarda, posso assicurarti che c'è uno zoccolo duro che comunque tiene duro, che secondo me andrebbe un po' evoluto per una serie di motivi. Però dai, noi lo zoccolo duro tiene, l'abbiamo anche noi, sempre una inoltre. pietra che... Gli zoccoli ce li hanno? No, andrebbe valorizzato il patrimonio, secondo me, da una parte quello contadino e dall'altra parte quello delle lingue e dei dialetti, che purtroppo vengono messi sempre in un angolo. Grazie caro dal Veneto, ultimi secondi in compagnia dei Beagles, poi vedremo se Giovanni Polli magari vi vorrà per qualche istante. 0266203529. Posso dire dove stai lanciando l'ultima canzone? Sì. Questa ultima canzone, la canzone si intitola Pelé e parla del mondo del calcio giovanile, no? di quei personaggi eroici da campetto spelacchiato dove andavano a fare la zona alta perché c'era l'allevamento di maiali dietro la porta, oppure c'era la riserva di caccia e sparavano durante le partite e venivano giù i fagiani. Io ho provato tutte queste emozioni giocando negli allievi dei giovanissimi all'epoca e ci sono personaggi che facevano i terzini come me, che io ero uno scarpone, un po' scarponissimo di difensore, e che andavano raccontati. L'abbiamo raccontato in questa canzone che si chiama Pelé, un personaggio grandissimo. Signori, qui ci salutiamo ringraziando Gigi, il man, Bagnasco, detto French, ma tutti voi che avete un passato dall'oltrepo pavese, che vi ricordate dei Beagles, scritto Beagles, ricordate che è uscita questa compilation Viti Parallele. Io fossi in voi andrei quest'oggi al Caffè Centro di Santa Maria della Versa oppure a Pavia al Bar Bubar di via Tavazzani e chiederei il loro CD che non troverete nei negozi ma che potete ricevere direttamente a casa chiamando l'infoline, che non vi ripetiamo perché abbiamo un certo pudore. Gigi, davvero grazie per questa ospitata. Se ci avete acceso in ritardo, sabato sera alle 20:30 c'è la replica, non perdeteli e vedremo se riusciremo ad averli, chissà mai, per un saluto quando faremo il 9 di maggio il pranzo al ristorante La Darsena di Vigevano in provincia di Pavia con Radio Padania. Grazie Gigi! Ciao, grazie mille!